qua è bellissimo, questo cedro qua è bellissimo. Questo è un cedro? Sì. Ah sì? Quanti anni ha questo cedro? Ma anni, in realtà grosso modo avrà gli anni che ha questo tasso qua. Solo che chi passa di qua viene ovviamente colpito dal cedro che è maestoso, altissimo. Veramente alto, almeno maestoso. 30 metri. 30 metri. Almeno. E che diametro avrà? Circonferenza, penso qua siamo sull'ordine dei 5 metri di 5 circonferenza. metri, caspita. Allora, Sebastiano Sandri è una guida naturalistica che oggi ci porterà a scoprire la montagna vicentina di Recoaro. Siamo a Recoaro, amici, qui a due passi ci sono le fonti, ovviamente Recoaro è famosissima per la sua acqua, ma qui ci sono anche delle montagne bellissime. Eh sì, perché Recoaro è circondata dalle montagne. Recoaro è nota per l'aspetto legato all'acqua, per l'appunto, però è anche l'unica località termale veneta che è anche località montana. Ecco, qui a che altitudine siamo? Ma poi siamo a 450 metri, il centro, alle fonti invece siamo a 500 metri. 500 metri. E su in cima, sulla zona del Carega, si arriva a oltre i 2200 metri, là in alto. Oltre 2200 metri. Scusi, io so che questo parco ha delle piante che sono sia diciamo autoctone, Sì. ma anche piantate un po' di tempo fa da un architetto importante. C'è stato un progetto importante del Caragarona Green del 1800 che ha così strutturato il parco così come lo conosciamo noi. Però ovviamente ci sono un sacco di alberi e piante in generale autoctone che entrano quindi in modo naturale, per cui trovi un mix. Ecco, per esempio, quelle autoctone quali sono? Ma trovi dal tiglio al frassino, qualche faggio. Mentre il cedro? Il che abbiamo cedro visto invece prima? assolutamente no. Assolutamente I cedri no. vivono in altre parti del mondo, però siccome sono molto belli, da qua lo vedi quanto è alto, Mamma mia, altissimo. vengono È piantati la pianta nei- più alta che c'è nel Penso parco, proprio di sì. sì. Meravigliosa. Però ti dicevo prima che pur essendo alto maestoso il tasso che è meno della metà ha grosso modo la stessa età, solo che il tasso a differenza del cedro cresce molto lentamente, per cui lui cresce piano piano piano, non diventerà mai grande e maestoso come il cedro, però ha la stessa età. Alle fonti. Questi luoghi sono stati protagonisti della seconda guerra mondiale. Sì, perché Recoaro nella fase finale della seconda guerra mondiale è diventata il centro dell'alto comando tedesco. Alto comando che vuol dire qua c'era chi dirigeva le truppe dislocate in tutto il nord Italia, la linea gotica. Insomma, Sebastiano oggi ci hai fatto capire come questo luogo non sia solamente bello dal punto di vista naturalistico, ma abbia anche una storia da raccontarci. Certo. Allora io ti ringrazio, grazie a Sebastiano Sandri. Una domanda prima di lasciarti. Per chi volesse venire a visitare questi posti e contattare le guide, come può fare? Beh, c'è il sito nostro che è www.csleguide.it, sta per Centro Servizi Le Guide, oppure basta chiedere all'ufficio IAT Recoaro, lì le ragazze hanno tutti i riferimenti. Tutti i riferimenti, tutte le informazioni. Ti ringrazio, seguiteci perché il nostro viaggio qui nella montagna vicentina continua. Come le immagini vi stanno mostrando, a Recoaro c'è una natura meravigliosa, assolutamente da scoprire, c'è un'acqua assolutamente anche questa da venire a provare e poi naturalmente l'aspetto storico di questo luogo. Abbiamo visto il bunker risalente alla seconda guerra mondiale, ma qui a Recoaro ci si può anche fermare, si può soggiornare. Offerta turistica, pacchetti turistici, ospitalità. Ne parliamo insieme al vicepresidente dell'associazione Vivi Recoaro Terme. Diamo il benvenuto ad Alberto Camposilvano. Buongiorno. Allora, buongiorno, ricettività a Recoaro Terme. Allora, attualmente gli alberghi a Recoaro Terme sono 12 e si suddividono da 1 stella a 4 stelle. Alberghi completamente ristrutturati, quindi alberghi che possono dare al turista una ricettività all'avanguardia. Naturalmente abbiamo anche dei bed and breakfast molto, molto carini, molto curati e naturalmente abbiamo anche degli agriturismo sparsi all'interno del territorio di Recoaro Terme.
Ecco, quindi insomma diciamo un po' per tutti i gusti e anche un po' per tutte le tasche, no? Certo, ecco, naturalmente come associazione noi organizziamo anche delle escursioni che possono essere impegnative con delle guide che accompagnano i turisti in montagna, in alta montagna, oppure delle escursioni molto più tranquille, diciamo, dove possono partecipare anche le famiglie con i bambini. Per gli amanti invece dello sport? Certo, allora Arequaro offre naturalmente il Nordic Walking, che è un bellissimo parco dove chi è appassionato e anche chi non è appassionato di questo tipo di sport può praticarlo. Naturalmente abbiamo il periodo invernale, gli impianti di risalita che portano a Arequaro 1000, dove si può fare discesa libera piuttosto che fondo esatto. e altri tipi di sport. Ma ci sono poi bellissime camminate con le ciaspole, certo, da fare, no? Per chi non scia. Nei percorsi a Campogrosso, magari con la luna piena. Ah, fantastico, una ciaspolata sotto le stelle. Infatti. Allora, grazie. Arequaro quindi è pronta per il suo rilancio, gli albergatori ci credono? Noi siamo pronti e siamo pronti anche per il fatto di rilanciare le terme in particolare, un compendio che a noi sta molto a cuore e che cercheremo negli anni futuri di riuscire a rivitalizzare. La montagna vicentina è stata protagonista in prima linea di tutti i 41 mesi della Grande Guerra, Certo. di cui tra l'altro ricordiamo quest'anno si celebra il centenario dal suo inizio. Da Arequaro ci siamo spostati a Valli del Pasubio, sono insieme al sindaco di Valli, diamo il benvenuto ad Armando Cunegato, con cui stiamo facendo un percorso, il percorso che viene chiamato delle 52 gallerie. Sì. Che percorso è? Beh, questa è una strada che è stata costruita nel 1917 praticamente in 6 mesi. È una strada importantissima che è stata fatta proprio per accedere al fronte. In copertura qui salivano i soldati, salivano tutti quanti, portavano i viveri nella sommità del Pasubio, dove c'era proprio, si pensi che nel Pasubio, nella sommità si parla che era, la chiamavano il Milanino, c'erano mediamente durante il periodo invernale sui 5-6 mila persone che vivevano, abitavano. Nel periodo estivo, quando c'erano le battaglie, si parlava di 10-15 mila soldati che venivano praticamente sfamati, lavati, eccetera. Dunque pensi che tipo di organizzazione c'era? C'è una città, un paese intero qui su. Allora siamo a che altitudine, sindaco? Allora qui siamo all'incirca a 1200 metri. Qui davanti a noi cosa vediamo? Qui vediamo tutta la Valleura, quella che vedeva il paese di Valle del Pasubio, proprio quello in fondo. Qui stiamo proprio dominando tutta quanta la Valleura. Facendo la strada delle gallerie, nel modo proprio uscendo da certe gallerie, avere una visione eccezionale. Proprio quando tu arrivi in cima riesci a vedere anche il mare di Venezia. Addirittura? In giornate, sì, in giornate terse limpide, specialmente al mattino presto, si vede la laguna. Che meraviglia, sindaco, prima stavo facendo questa riflessione, cioè un passato sicuramente doloroso come quello della Grande Guerra ha lasciato sul territorio dei segni che oggi sono motivo per venire qui, sicuramente per fare una passeggiata in mezzo al verde. Qui siamo un po' in quello che viene chiamato il parco, no? Il parco del Veneto, il polmone verde lo ha chiamato del Veneto, e è un motivo anche per sicuramente riflettere su quello che siamo stati e su quello che è successo in questi luoghi. Ma io più che passeggiata la chiamerei pellegrinaggio, cioè un momento proprio in cui ci si cala col pensiero su quello che può essere avvenuto in questo territorio, perché esiste tutto questo. Qui credo che prima di affrontare questa strada, questo percorso o altri percorsi, bisogna avere un po' di informazione storica, capire il perché, il per cosa, e questo ci aiuta forse, ed è sempre molto difficile, ma comunque ad addentrarsi in quella che può essere stata la sofferenza, le motivazioni, i pro e i contro di quella stata la prima guerra mondiale. Dunque sicuramente un percorso che aiuta
la mente e il corpo, ecco, lo spirito. Lo spirito. Io credo che quando si torna a casa da una giornata di questo tipo non è il dolore muscolare, ma credo il dolore di essere riusciti comunque a calarsi, cioè provare il dolore proprio perché si riesce a calarsi in quello che è successo qua, in migliaia e migliaia di morti, che non è solo sul Pasubio, ma anche il Pasubio ha avuto sicuramente, come tanti altri monti, delle sofferenze enormi. Questo per la nostra libertà, per la vita che facciamo noi oggi. Poi, sai, ci possono essere pareri contrastanti sulla storia, ma la storia è quello che sappiamo, quello che è veramente successo, non è quello che doveva o non doveva succedere. Lei mi ha detto prima che il Pasubio è una delle 2 montagne sacre italiane, vero? Sì, alla fine del conflitto sono state 4 le montagne sacre, 2 sono nel Veneto e 2 sono praticamente in Slovenia, il Monte Grappa e il Monte Pasubio. Monte Grappa e il Pasubio. Dal Pasubio è stato preso anche il Milite Ignoto, cioè uno dei Militi Ignoti parte anche dal Pasubio. Parte anche da qui. Sì. Sindaco, nel frattempo vediamo questi ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Da dove arrivate? Vogliamo solo sapere questo. Padova. Da Padova, Montegrotto. Come mai siete qui a fare proprio questo percorso? È la prima volta o l'avete già fatto? No, la prima volta. La prima volta. E come avete saputo di questo percorso? Da amici. Da amici in comune. Bene, ragazzi, buona passeggiata. Buona passeggiata. Ciao, Dieci. Allora, sindaco, insomma, un motivo, cioè Sì. un bel segnale, no? Dei giovani che vengono a ripercorrere questa strada. Quanto dura? Beh, un percorso, diciamo, con un po' di allenamento di 2 ore e mezzo e si arriva al Rifugio Papa. Quindi non è necessario essere particolarmente, voglio dire, allenati, no? No, quello che dicevo prima, per me non è tanto poi un allenamento, poi ci si può fermare, eccetera, non è che... Però è quello proprio di concentrarsi su dove stiamo andando. Io, guardi, sotto questo aspetto sto lavorando tantissimo, perché adesso con il famoso centenario sono tanti anni che stiamo lavorando qui come Comune di Valli, nella nostra piccola realtà, poi chiaramente in contatto anche con altre amministrazioni. Sì. Però il valore è fondamentale. Infatti qui realizzeremo un progetto di una famosa artista a livello internazionale e questo ci permetterà proprio di valorizzare ulteriormente questa, proprio ma non tanto, sì, questo aspetto. ma non tanto, sai, in quelle varie manifestazioni che vengono fatte normalmente dei tedeschi, austriaci, italiani, eccetera. Non è in quel senso, secondo me, la cosa va vista in maniera ben diversa, dobbiamo guardare con quello che vediamo oggi, non solo quello che è accaduto ieri, cioè la conseguenza di 100 anni, no? Riuscire a fare un po' un'indagine, no? Di questi 100 anni, di cosa è accaduto, di come si è trasformata la realtà, della società, come è cambiata, di come siamo cambiati noi. Cioè, ci sono tanti momenti, secondo me, che vanno proprio approfonditi Ed analizzati. Io vorrei anche realizzare dei convegni, proprio degli studi, degli approfondimenti, perché la cultura è la cosa più importante. Le rievocazioni lasciano il tempo che trovano, secondo me, fanno parte, non vorrei usare un termine sbagliato di sottocultura, ma chiaramente di una forma, di un tentativo di ricordare. Dobbiamo ricordare, ma poi approfondire e pensare, ecco, questo è poi sempre Riflettere. la logica su cui dobbiamo, o perlomeno questo è il mio intento come sindaco di Valli. Allora, io la ringrazio, grazie ad Armando Cunegato, sindaco di Valli del Pasubio, e qui dalla montagna vicentina, dal Parco del Veneto è tutto e ridiamo la linea allo studio.